Mister, è un peccato a livello di occasioni, la squadra meritava indubbiamente la vittoria. Sì, mi dispiace per il risultato, per non essere riusciti a sbloccare la partita, per le occasioni che abbiamo avuto in campo, però fa parte un po' del percorso, di tutto quello che noi dobbiamo fare, di tutto quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Non bisogna abbassare la testa per questo pareggio, assolutamente. Secondo me la squadra, nelle condizioni in cui eravamo, abbiamo fatto la partita che ci aspettavamo. Non siamo riusciti a sbloccarla, peccato. Ci riposiamo, dobbiamo ripartire più forti di prima, con tante certezze che questo giro d'andata ci ha dato, e cercheremo di migliorare assolutamente quello che abbiamo fatto fino ad oggi nel giro di ritorno. Si aspettava una Tritium, soprattutto nel primo tempo, così decisa, così cattiva, mi viene anche voglia di dire sportivamente parlando, visto che ha avuto anche lei qualche diverbio, insomma, così decisa a combattere, poi al secondo tempo la squadra è venuta fuori forse meglio dal punto di vista del gioco. Sì, mi aspettavo secondo me una Tritium con un modulo diverso, hanno giocato a 4 dietro, sono stati molto aggressivi secondo me, cercando di tenere in ampiezza i 3 attaccanti e da lì giocarsi tante seconde palle. L'hanno fatto bene, però non abbiamo rischiato quasi nulla da queste situazioni, anzi siamo stati bravi nella gestione degli attaccanti esterni, negli 1 contro 1, dove volevano magari tenerci aperti Montesano e Vane, però sono stati bravi nei duelli. È normale che quando cerchi di vincere le partite, cerchi di giocare nella metà campo avversaria, puoi concedere un po' di spazio alle spalle. Poi devo dire che oggi abbiamo fatto la nostra solita gara solida e purtroppo un po' per condizioni del campo, un po' per condizioni fisiche, magari ci è mancata un po' di velocità nel fraseggio, nel palleggio, che non era facile contro di loro, però abbiamo avuto le occasioni, abbiamo avuto un'occasione clamorosa con Guarandris, il tiro di cuore alla fine, Boschetti, abbiamo avute parecchie, la parata sul colpo di testa di Ravasi. Ci abbiamo provato, abbiamo cercato di spingere negli ultimi minuti, non ci siamo riusciti, però ripeto, questa squadra deve essere orgogliosa di quello che ha fatto. Io sono molto contento dei ragazzi, di come hanno affrontato questi 4 mesi. Abbiamo la miglior difesa, abbiamo subito solo 11 gol, abbiamo fatto tanti clean sheet, abbiamo subito solo 2 gol nelle ultime 7-8 partite. Sono dati veramente, veramente importanti, devono essere orgogliosi del lavoro che hanno fatto. Io faccio i complimenti a tutti, perché fare 34 punti nel girone di andata non era scontato per una squadra costruita diciamo con tanti elementi nuovi, con uno staff nuovo, con una società nuova. Diciamo che la base è importante, abbiamo fatto un gran lavoro sotto questo aspetto, bisogna continuare a lavorare, bisogna continuare ad avere la fame di migliorarsi, la fame di crescere ancora, perché ho detto la settimana scorsa, noi non dobbiamo guardare la classifica né dopo che avevamo accorciato né oggi, non ci interessa niente, dobbiamo cercare sicuramente di fare un girino di ritorno per migliorare quello che abbiamo fatto fino ad oggi. Perfetto, mister, io parto proprio da questo punto, da quello che ha citato lei, ovvero 34 punti in 19 partite, un girone andata comunque stupendo. Appena detto società nuova, squadra del gruppo nuovo, tutto nuovo, ma lei quindi si aspettava di arrivare così in alto a fine del girone di andata? È in linea con l'obiettivo o addirittura è qualcosa di inaspettato per tutti? Ma inaspettato assolutamente no, sapevamo di aver costruito una rosa importante, all'altezza, però lo ripeto dal primo giorno, per quanto riguarda il mio lavoro, la prima cosa importante è creare un ambiente di lavoro sano, pulito, che abbia voglia di lavorare, che abbia una grande cultura del lavoro, e i ragazzi questo lo hanno fatto. Poi non è così scontato, secondo me, ottenere subito in pochi mesi questi risultati. Ci sono in tutte le categorie, anche quelle sopra di noi, squadre con budget enormi che magari hanno fallito. Secondo me riuscire a essere lì davanti, in linea con i programmi, secondo me è una cosa importante. Ripeto, i ragazzi devono essere orgogliosi di questo. Poi il cammino è fatto magari di alti, di bassi, di momenti dove la squadra riesce ad esprimersi in un modo, la squadra non riesce magari come oggi a trovare la chiave per sbloccare la partita, però ripeto, questa roba qua non ci deve assolutamente disturbare, deve farci continuare a lavorare con grandi certezze, questo sì, perché la squadra l'ha dimostrato in questo girone. Poi gli obiettivi dovremmo
essere bravi a centrarli a maggio, perché quello sicuramente sarà molto importante per tutti noi, per me, per il mio lavoro, per i ragazzi, per tutto l'impegno che ci mettono, per tutti gli sforzi che la società sta facendo, e su questo siamo veramente contenti. Bisogna continuare a lavorare e il prossimo obiettivo è sicuramente migliorare quello che abbiamo fatto in questo girone. Io mister la lascio andare invece perché volevo chiederle un bilancio sul diciamo, girone d'andata, ma si è risposto lei portando tra l'altro un po' di dati, per cui sì, auguro soltanto credo che i numeri dopo 19 partite siano importanti. Questa squadra ha perso 3 volte nel girone, di cui 2 alle prime 2 giornate, e poi ha perso una sola volta in 18 partite, quindi sono dati importanti. Sicuramente potevamo sbloccare qualche gara in più, non ci siamo riusciti, abbiamo avuto anche diversi giocatori che secondo me ti danno quella possibilità, che abbiamo utilizzati meno. Vedi un mese del Boschetti fuori, abbiamo perso pedone per quasi tutto il girone d'andata. Sono tante cose che secondo me bisogna analizzare bene, ma bisogna essere veramente positivi, perché, ripeto quello che ho detto prima, i numeri sono dalla parte dei ragazzi, della squadra, e bisogna solo continuare ad avere questa consapevolezza, cercare di giocare le partite, soprattutto queste partite qua dove magari l'avversario col passare dei minuti ti concede ancora più campo. Bisogna cercare di avere quella spinta, quella ferocia per sbloccare le partite, come ci abbiamo provato oggi. Io credo che alla lunga queste partite magari trovi la chiave per sbloccarle e per vincere. Grazie mille, mister. Mister, non è arrivata la vittoria, ma è arrivata una grande prestazione contro una delle prime della classe, e non è la prima volta che succede nel corso di questa stagione. Ecco, questa squadra sta veramente cercando di uscire da una situazione difficile, ma oggi si è visto uno straccio di identità. Sì, assolutamente, sono davvero orgoglioso, perché la prestazione fatta oggi non è solo una prestazione di orgoglio, ma è stato messo in campo un'idea, un'intensità importante per 90 minuti. Sicuramente ci sono dei momenti di difficoltà, ma come ci saranno nell'arco del campionato, ma di essere intelligenti, maturi, di capire che nei 90 minuti c'è un momento dove tu puoi dominare, dove in questo momento magari soffriamo l'intensità delle altre squadre, ma oggi abbiamo fatto una prestazione importante, di orgoglio, di capacità, di voglia di sorprendere, comunque di reagire. Io ho fatto una domanda ai ragazzi se hanno avuto la sensazione di poterla vincere, ma hanno risposto di sì, e quando percepisci questo è un messaggio importante. Quindi siamo ambiziosi che con l'anno nuovo, con qualche inserimento all'interno della rosa, possiamo essere sicuramente competitivi. Meglio forse nel primo tempo da questo punto di vista che nel secondo, dove invece la squadra si è passata forse un pochino troppo. Come ti dicevo, sono 2 fasi, tra il primo e il secondo sono 2 partite diverse, perché giochi fuori casa, perché c'è una strategia dove tu in questo momento sei in difficoltà come rosa, sei in difficoltà come interpreti, non abbiamo giocatori dinamici, abbiamo giocatori di palleggio, quindi devi cercare di aspettare, fargli fare strategicamente la partita, per poi essere bravo col palleggio, andare poi sugli esterni, perché oggi abbiamo optato un 4-3-3 e con delle donne e Lamin di andare poi a abbassarli puntandoli sulle fasce laterali. Come ti dicevo, sì, il secondo tempo abbiamo sofferto un attimino di più, perché loro giocando in casa ovviamente devono spingere di più. Si sono messi a difendere solo con 2 centrali, quindi si sono esposti a rischio. Noi con un pizzico di coraggio in più, con una gamba in più, potevamo farli male. Cosa può dare Menezes sul nuovo acquisto? È un giocatore come tutti i latini, bravo a lavorare con i compagni di reparto, è uno che protegge bene palla. Ovviamente io non lo conosco, ma sto imparando a conoscerlo, come un po' tutti. Siamo alla seconda settimana dove lavoriamo insieme e sicuramente bisogna alzare l'intensità degli allenamenti per poter reggere questo tipo di prestazioni di oggi. Mister, un'ultima domanda io. Tantissimi infortuni, vero che voi siete nuovi,
Vi siete dati una spiegazione, preparazione atletica, l'allenamento sul sintetico, non lo so, oppure semplicemente sfortuna? E se pensate di recuperare qualcuno in questa pausa, anche se tanti infortuni sono effettivamente lunghi? Sono tanti infortunati, tanti giocatori che probabilmente non faranno più parte della rosa. Noi non li abbiamo allenati, non abbiamo fatto la preparazione. So che hanno fatto una buona preparazione, però sono quelle stagioni che non è preventivabile così tanti infortuni. Noi siamo arrivati in una situazione difficile, ma stiamo cercando di lavorare con quello che ci abbiamo. Il presidente e il direttore ci hanno dato disponibilità per poter darci una rosa competitiva nel girone di ritorno.